Nel Vicentino sono 1163, 10 per comune, gli edifici pubblici inutilizzati. Questo è quanto si può evincere dalla recente indagine condotta da Smart Land per conto di Confartigianato Veneto con l'obiettivo di capire quante e quali sono appunto le unità immobiliari pubbliche inutilizzate. Per quanto riguarda l'area vicentina si rileva un'incidenza del 14% sul totale del patrimonio provinciale, la più elevata a pari merito con Rovigo. Sentiamo il commento del presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, Gianluca Cavion. L'indagine ha messo in luce un'alta percentuale di immobili inutilizzati sul totale provinciale. Quello di fabbricati pubblici senza alcuna destinazione è un vero e proprio patrimonio abbandonato e spesso pericolante che andrebbe recuperato o destinato alla comunità. Dall'indagine è emerso che i benefici generati da un sistematico e programmato intervento sugli edifici pubblici attualmente non utilizzati sarebbe di tipo ambientale, sociale ed economico. Ambientale per gli interventi di efficientamento energetico, quindi alla quantità di chilogrammi di CO2 risparmiati si sommerebbe quello del risparmio del suolo. Sappiamo infatti che il Veneto è uno dei territori più cementificati. Evidenti poi sarebbero i benefici sociali, nuovi spazi dedicati alla comunità, rafforzamento della stessa con ricadute in termini di riduzione dello spopolamento, soprattutto in alcune aree, maggior sicurezza sociale e un certo abbellimento e decoro del contesto urbano. Quello economico è un beneficio che riassume e amplia gli altri due. Demolizioni, ristrutturazioni o interventi di efficientamento attiverebbero tutta la filiera del settore delle costruzioni. Interventi e lavori che possono essere realizzati dalle imprese del comparto edile del territorio, sostenendo l'economia locale. A fronte del progressivo esaurimento del Superbonus 110, che nel Veneto ha toccato numeri davvero importanti, investire nel patrimonio pubblico sarebbe un volano per l'edilizia. Ma anche in questo settore dobbiamo recuperare i giovani. Molte figure che operano nei cantieri si avviano verso il pensionamento e trovare ragazzi che li sostituiscano non è facile. Far capire alle giovani generazioni che il settore oggi richiede competenze di alto profilo è una sfida a cui tutti siamo chiamati. Per altri contenuti video cliccate i riquadri qui a fianco e per non perdervi i nuovi contributi iscrivetevi al canale. Grazie per la visione.